Riprendo un po' con la nostra imprenditrice, prego, che l'avevo portato via la parola prima, stava intervenendo sul discorso che facevamo prima per cosa che stavamo parlando dell'autonomia, no? Dell'indipendenza, quindi la possibilità. Il problema... Ma anche la diffidenza proprio, io direi di toccare quell'aspetto perché i messaggi... Allora, che manchi la diffidenza posso crederci, perché c'è una gran non ci confusione. lasceranno mai, non concederanno mai questa possibilità. C'è una gran confusione che stanno facendo tutti i vari movimenti, perché perfino la Moretti parla di autonomia quando da Roma Renzi ha tolto ancora più potere alle regioni, quindi controsenso su controsenso andiamo avanti. L'autonomia è una parola che vuol dire tutto e niente, nel senso noi in Italia abbiamo 5 regioni a statuto speciale e per Costituzione sono scritte che sono queste 5, di conseguenza per poterne eventualmente inserire un'altra, fosse il Veneto piuttosto che un'altra, devono in Parlamento deliberare e votare praticamente dalla Sicilia, dalla Sardegna, dalla Calabria, da tutte le regioni, devono votare che il Veneto sia autonomo e che quindi si possa tenere più risorse, che poi il più risorse bisogna vedere quanto, perché magari è un ossicino un po' più grande di quello che abbiamo. Pertanto l'autonomia è già stata provata più di una volta, è già stata bocciata e non si può ottenere. Di conseguenza neanche l'autonomia a livello del Trentino, perché la sto spiegando in questo momento, fa già parte nella Costituzione che è a statuto speciale, e un'altra regione perché vedono non il Trentino dove si sta bene, tutto sommato. Noi ci confiniamo, io ho clienti dal lago di Malcesine, che è l'ultimo paese, poi di là è Trentino, e mi dicono cavoli, di là hanno i gerani pagati dalla regione e noi non abbiamo neanche l'acqua vabbè. Quindi l'autonomia non ce la concederanno mai, per ovvie ragioni, perché da noi attingono tanti soldi e comunque chi ci darebbe i soldi a noi sono sempre quelli. Di conseguenza l'indipendenza è una cosa che, se il popolo decide, perché qua chiaramente si parlerà poi di numeri, e se il popolo, il 50% più 1, decidesse per l'indipendenza del Veneto, allora noi andremo oltre Roma, perché è un diritto, come diceva Cesare, internazionale e della Carta dell'ONU. L'autonomia è una cosa che si va a chiedere, si va a mendicare allo Stato centrale, si chiede. E fatta questa premessa sappiamo già, perché anche un mese e mezzo fa era stata fatta un'altra proposta che è stata bocciata per l'ennesima volta, quindi ci sono vari episodi in cui tutte le richieste di autonomia, di maggiore autonomia, sono state cassate dallo Stato centrale, ed è una richiesta che si va a fare. Come diceva invece un vostro telespettatore, l'indipendenza invece si esercita, quindi è un esercizio che si esercita l'indipendenza, perché è una consapevolezza del popolo veneto di voler diventare indipendente. Quindi non vado a chiedere nulla a nessuno, non devo chiedere nulla. A Roma è fuori della partita, non c'entra nulla. Sì, il referente è la nostra regione. Il referente siamo noi il popolo veneto che dichiara. Guardate che la legge 16 del 2014, quella del 12 giugno, contiene un testo molto chiaro e preciso. Vuoi tu che il Veneto diventi una repubblica indipendente e sovrana, sì o no? Quindi è un testo che è semplicissimo, il quesito referendario è di una limpidezza unica, non è che ci siano, vuoi che diventi parzialmente autonoma, no, è indipendente, potremmo essere come la Svizzera. Vi cito un dato, il dottor Gian Angelo Bellati, direttore di Union Camere e dell'Eurosportello Veneto, ha commissionato uno studio ai suoi collaboratori. Il Veneto, nella situazione in cui è oggi, avrebbe un PIL anno del 12,2%, quindi entrerebbe di diritto negli Stati europei direttamente al quinto posto. Ecco, infatti, ci sono due questioni che sono emerse. Da un lato i soldi che noi dovremmo ridare a Roma, che esiste questo problema. Quali? E dall'altro il fatto che comunque sia una regione molto individualista, dove comunque ci sono tanti movimenti, tanti partiti eccetera, e dove manca una coesione trasversale. La giro a entrambi. Guarda, allora, la trasmissione ha titolo Verso l'indipendenza. Allora, c'è una legge 16, come diceva Cesare, già approvata in regione, che ci fa fare il referendum. Noi è da più di qualche anno, insomma, che ci impegniamo in questa direzione.
Tanti all'inizio ci dicevano che era un'utopia, che era impossibile, che non si poteva fare, e invece pian pianino stiamo dimostrando con coerenza, credibilità, con le istituzioni che è veramente possibile. Deve entrare in testa ai veneti che sono un popolo, devono sentirsi veneti, questo è fondamentale. Devono capire la differenza tra autonomia e indipendenza. Io ho letto venendo qua un cartellone dove c'è scritto scelgo Zaia per avere un Veneto autonomo e indipendente. Allora, o sei autonomo o sei indipendente, basta prendere in giro i veneti. Si deve capire questa differenza. Che poi è diventata centro-sud. Questa differenza è fondamentale, deve essere chiara. O sei autonomo o sei indipendente. Sei autonomo, ti accontenti, domani ti possono togliere l'autonomia, ti accontenti di 5 milioni di euro in più, ma dipendi sempre da qualcun altro. Esatto. Devi diventare indipendenti, perché dal turismo alla scuola, alla politica, siamo l'industria, non abbiamo paura di nessuno. Sarà un Veneto indipendente all'interno dell'Europa. L'NCD cosa diceva? Un Veneto regione autonoma all'interno dell'Europa. Stanno facendo una confusione voluta che è incredibile. Su qualcosa che poi in realtà è chiaro, ma tra l'altro voglio dire anche sotto gli occhi di tutti, perché anche appunto, forse accennava prima lei o Barbara, il discorso della riforma del titolo quinto ha tolto 20 materie di competenze regionali, che però, esatto, diciamo, l'autonomia il Veneto non l'ha mai vista, però quelle poche autonomie erano la possibilità di decidere in qualche materia, ce ne hanno tolte 20 in un colpo solo, piano piano senza dire niente, perché alla fine insomma sono passate così come niente, all'acqua di rose, e dopo appunto continuano a parlarmi di autonomia. Cioè i veneti devono veramente capire, cioè un conto è chiedere e un conto è decidere in casa propria. Chi parla di autonomia sta dicendo una bugia. Bugia, chiaro, cioè deve essere proprio autonomia uguale bugia, chiariamoci questo punto. Finché non avranno capito questo non avranno mai l'indipendenza, ma perché? Non perché sia difficile, perché è veramente molto più semplice, altrimenti in 30 anni l'avremmo avuta questa autonomia, ragazzi. Sono 30 anni che ogni volta che andiamo a votare ci vendono sempre le speranze nell'autonomia, e sappiamo che non c'è, perché oggi i dati di fatto parlano al contrario. È molto più semplice arrivare all'indipendenza, anche perché se questa legge che abbiamo fatto votare, ragazzi, è una tappa storica, cioè in regione essere riusciti a far votare da un consiglio regionale una legge con quel quesito appunto che prima ci ha citato Cesare, cioè di un Veneto che diventi sovrano e indipendente, cioè è stata votata, è lì, è una tappa storica. Esatto. Dopo è mancata cosa? La volontà di continuare a fare il resto, cioè a portare le delibere e attuarla, perché la legge è lì e chiede anche di essere attuata, ovviamente, non è che in regione si voti la legge e poi vabbè, tanto abbiamo fatto per passatempo. Quello che è mancato è il tassello successivo, ed è per questo che adesso appunto si arriva a noi alla questione che siamo in un certo senso costretti anche noi a partecipare a queste elezioni che noi chiamiamo del Parlamento comunque Veneto Futuro, proprio perché non c'è stata questa forza, questa volontà, e quindi adesso dobbiamo comunque noi intervenire per riuscire a far rivotare la legge nel momento in cui dovesse essere appunto dichiarata non Altra questione che ritorna spesso, è ritornata anche adesso con i messaggi: non si rischia un'altra Ucraina, perché tanto se l'Italia si regge su certe regioni, che tanto lo sappiamo perché sennò non sta in piedi, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, eccetera, su queste regioni che sono un po' il carretto che trascina tutto, se una di queste se ne va, l'Italia zoppica, non è più in grado di adempiere a degli oneri anche di carattere. E se per caso il Veneto se ne va e l'Italia cresce? Perché no, ma non è mica attenzione, detto... allora l'Europa lo lascerà mai, e alcuni si chiedono: non è che rischiamo un'altra Ucraina tra virgolette? Lei è la risposta, poi Busetti. No, in Italia no, ma la questione esiste. No, cioè i veneti hanno questa paura, dicono, no? Cosa succederà dopo? Esatto, cosa succederà? Cioè io non prendo in mano il fucile, non mando mio figlio in guerra, assolutamente, noi siamo assolutamente estranei a questa cosa. Abbiamo un'arma importante il 31 di maggio, che è la penna o la matita adesso. Quindi le votazioni. Okay. Quindi le votazioni regionali per il 2015. Indipendenza Veneta si presenta.
Se non votate adesso indipendenza veneta, cioè non so quanto ancora... Certo. Poi dopo non venitevi a dire, non venitevi a lamentare perché il mio stipendio è poco, perché l'imprenditore perché paga tante tasse, questo perché non prende la pensione, mille altri problemi. Dovrebbero essere vissute proprio come un pre-referendum, diciamo. Cioè basta dire... Noi, il nostro percorso l'abbiamo chiamato la via istituzionale verso l'indipendenza, per cui non ci sono eccessi o situazioni stile Ucraina. La via istituzionale, nel solco dell'istituzionalità, prevede un referendum, che è un referendum, è la massima espressione democratica. Chi si oppone al referendum è una persona che si oppone alla via democratica, questo è chiaro. Quindi Indipendenza Veneta ha fatto anche un passo indietro. Per il diritto di voto noi ci diamo questo, noi facciamo anche un passo indietro, ma ci fermiamo al diritto di voto, alla possibilità di dare la voce al popolo veneto per esprimersi. Quindi anche tu che sei contrario puoi esprimerti contro l'indipendenza del Veneto, ma non puoi proibirmi di esprimermi, certo. Quello no. Quello è un atto di antidemocraticità enorme, dato che c'è addirittura una legge regionale che lo prevede. Questo credo sia lampante. Chiarissimo. Cosa risponde ai messaggi? Anche al fatto da un altro che chiedeva: ma se poi andate in regione la fareste l'indipendenza? Beh, solo per quello che siamo qua, anzi continuo a dire che è proprio un jolly questo 31 maggio. Che è un bellissimo ponte peraltro, cioè voglio dire, ma considerando che una volta potevano andare via gli industriali o i possessori di partita IVA, adesso con questa crisi saranno gli statali che vanno via, quindi ci rimetterà la Moretti probabilmente. Pescai per fare il ponte, sta casa. A parte quello, è l'ultima, secondo me, l'ultima chance che abbiamo di democratica veramente, perché poi altri 5 anni sarà Far West qua in Veneto, cioè ogni settimana, ogni mese è sempre peggio, per cui non so se sarà come l'Ucraina, però secondo me c'è talmente tanta gente con l'acqua al collo che quando poi non ha più niente da perdere, magari una rivolta civile potrebbe succedere, questo non lo so. Di fatto democraticamente noi abbiamo una grossa responsabilità, abbiamo questa responsabilità il 31 di maggio per uscire da questo sistema, perché purtroppo... Quindi con le votazioni regionali, con le votazioni regionali. Quindi voi vi collocate come un altro elemento. Noi siamo la corrente indipendentista che va da sola contro questo. I candidati finora ufficiali sono questi, giusto? Abbiamo la Moretti, abbiamo Zaia, Tosi, Berti, Alessio Morosini per Indipendenza Veneta, che è sostenuto anche dal gruppo che ha legato per l'indipendenza. Ma deve essere proprio chiaro, secondo me, un concetto, cioè chi parla di indipendenza è Indipendenza Veneta, cioè non ci deve essere proprio ombra di dubbio su questo, è quello che i telespettatori forse devono capire e chiarirsi, cioè parlare di Indipendenza Veneta vuol dire parlare di indipendenza, perché per noi è l'unico punto fermo che abbiamo, perché quando dovessimo entrare appunto in regione, con quanti non lo so, staremo a vedere, magari in tantissimi, però coloro che entreranno lo faranno solo per poter riportare subito la legge a votare con le delibere. Dopo i 30 giorni e dopo 6 mesi ancora nulla è stato fatto, visto che chi è lì è pagato con i soldi di tutti i cittadini, e quindi credo che insomma, dovrebbe essere doveroso, no? Dovrebbe esserlo già stato, non è stato fatto, ma sicuramente verrebbe fatto se dovessimo esserci noi, perché l'unico punto è quello. Chiarissimo. Ma anche da statuto, cioè per noi il punto deve essere arrivare all'indipendenza, far votare la gente, ridare il diritto alla gente di esprimersi. Io mi chiedo come ancora oggi qualcuno possa avere dei ripensamenti o dei dubbi sul fatto che qualcuno ti proponga finalmente di portare al voto, cioè di far sì che tu vada al voto e di esprimerti, che sia un sì o un no come diceva Cesare, ma è un'opportunità che oggi, per quello che abbiamo visto, anche per il sistema, per come si sta evolvendo, cioè non votiamo più, non abbiamo votato neanche più in provincia, adesso abbiamo visto con la riforma del Senato cosa succederà, cioè è un gioco che si fa proprio sulla responsabilità delle persone, sul riportare anche la centralità della persona. A me quello che ha affascinato è stato anche questo, cioè finalmente ridare alle persone la possibilità di essere non un numero, ma di poter esprimersi, perché ormai non possiamo più dire nulla su niente. Chiarissimo. Cioè, volevo chiedere come mai è stato invitato Morosini all'incontro a 4, diventa 5, a porta giovedì?
Infatti ho letto prima sul giornale. Stiamo lavorando in queste ore. Abbiamo già fatto presente direttamente con la redazione di Porta a Porta. Forse non il nostro ufficio stampa sta lavorando in queste ore e attendiamo una risposta entro il primo pomeriggio. Dovrebbe. Dopodiché ci auguriamo Cesare, possiamo fare un appello anche qui. In democrazia, sì, beh, chiaramente. Nel senso, ma secondo me non ho letto prima sul c'era... Gazzettino, no, che ci sarà giovedì a Porta, Jacopo Berti, Zaia, la Moretti, Tosi. C'è anche Alessio Morosin per Indipendenza Veneta. No, non c'è, non è previsto. No, voglio dire, infatti, siccome voi avete brava, detto che esatto, stiamo lavorando in queste ore. Non è previsto, no, quindi non è previsto. ci deve andare, Abbiamo già... senza nulla togliere TV7 Triveneta, voglio dire, però insomma voglio assolutamente dire. No, ma io l'avevo fatto come provocazione No, perché siamo sempre lì. Questa regione esiste dal punto di vista economico, ma poi per altre cose non si sa. Un po' di. Comunque è un chiaro segnale che diamo fastidio se non ci invitano, perché no, voglio dire... No, secondo me, a parte vabbè, il fastidio, e questo l'hanno capito tutti, perché dicono effettivamente non lasceranno mai, né qua né là, quindi le obiezioni dei nostri telespettatori sono chiare, palesi, le hanno capite. Al di là di tutto, a livello nazionale, prurito, date forse prurito, perché neanche ci credono tanto. Il problema è che non vi conoscono, perché dei messaggi capisco che il popolo veneto teme Roma, guardate che Roma ha più paura dei veneti, con la paura si va a morte certa o di povertà, di tasse. Noi non temiamo. Ma anche il fatto, esatto, ma anche il fatto che fuori da quest'ambito qua, io ho parlato con tante persone di Milano, manco sanno cos'è Indipendenza Veneta, per fare un esempio. Ma in Veneto tanta gente non sa neanche dove viviamo, vero? Il problema è anche però, quello che siamo ancora qua. Ma questo è un problema di comunicazione. Guardate che l'Ucraina non sta se non più della Russia, noi veneti abbiamo i soldi e Roma li vuole, glieli diamo? No. Prego la parola. Ma premesso che se dovessimo andare avanti con questo sistema, tempo 4, 3, 2 anni, non so se ci sono più di 2 anni, io vedo 6-8 mesi, finisce tutto. Io posso dire anche nel settore mio, ma in altri settori... Che ambito è? Arredamento, e noi esportavamo in Russia, per dire, e adesso avete avuto un piccolo... Ci manca un bel blocco di Russia, ma come manca a noi manca a tanti altri, ci sono aziende che stanno boccheggiando, c'è chi riesce a spostarsi un attimo e andare avanti, ma c'è anche chi invece dovrà portare i libri in tribunale, voglio dire, ci troveremo con altre aziende chiuse, altro artigianato che va a morire, perché poi nessuno verrà a rimpiazzarlo, non è che vengono i rumeni e imparano a scalpellare il legno o... cioè sono dei valori che vanno persi ed è questo per cui io combatto. È un dato di fatto, questo al sistema paese, al sistema Europa non interessa nulla. C'era un articolo sul Corriere della Sera proprio di venerdì che diceva che il piccolo è destinato, lo vogliono morto, quindi o vi muovete, fate sistema, ma poi ci devono mantenere. Lo vogliono, però peccato che vivano meglio gli stati piccoli rispetto agli stati grandi. Non mi pare che Francia, Italia e Grecia funzionino un granché. Non vanno, non le finanzieranno, non noteranno dalle banche. Ma noi non vogliamo neanche i finanziamenti, noi vogliamo semplicemente che ci lasciano lavorare a casa nostra. Noi abbiamo messo dentro i nostri soldi, la nostra fatica, le nostre risorse, la nostra inventiva, è tutto nostro. Paghiamo anche le tasse e ci rompono anche, scusate... Paghiamo le tasse per non avere niente in cambio? No, per essere ricattabili, perché comunque loro sanno che dove c'è una partita IVA si può entrare e fare un verbale. Questo è il sistema in cui siamo. Per cui è inutile continuare a dire perché l'indipendenza. Perché l'indipendenza o è morta, è una delle due. Che poi l'indipendenza, noi diciamo sempre, non fa bene solo ai veneti. L'indipendenza farebbe bene ad un intero sistema. Ma guardi, anche il sistema nazionale che parlava prima di sanità nazionale, alla fine cioè, la gente non è che si deve spaventare di chissà che, va avanti tutto così, gli ospedali ce li abbiamo, i dottori ce li abbiamo, verranno risistemati, verranno trovati dove sono gli sprechi per investirli in cose. Siamo capaci noi di fare il nostro lavoro, lasciatecelo fare, il problema è che non ce lo lasciano fare, ci mettono i bastoni, i paletti dappertutto. Vorrei anche... io vorrei... il concetto è chiaro. Vorrei, perché ho letto vari messaggi, che capiste che l'indipendenza è un messaggio positivo, quello che porta Indipendenza Veneta è un messaggio positivo, di positività, di futuro, ma un futuro certo, non di promesse irrealizzabili. E delle questioni delle pensioni, gliela butto là, faccio le pensioni, noi non le vedremo più. Ripeto, se fossimo indipendenti la pensione minima sarebbe di 1.000 euro, non di 500. Ma le pensioni che ci sono attualmente, che non sono ma non minime, andrebbero toccate, perché l'INPS non è che a Roma c'è un forziere con le pensioni che
arrivano lì i soldi e poi vengono rispediti in Veneto. Il Veneto per l'INPS per esempio è una delle poche regioni che è completamente autonoma, quindi le pensioni resterebbero qui. La tesoreria unica per i comuni invece che là? Beh, chiaramente invece che Roma resterebbe a noi poi... No, ma recuperarla non è cosa semplice, sono tanti soldi. Ma gli possiamo lasciare tutto là loro che noi ripartiamo tranquillamente. Si riparte anche da zero, è come il debito pubblico. Là, poi ci sono vari trattati internazionali come i trattati di Vienna che disciplinano appunto quando due stati si separano, vanno a disciplinare tutte le... Ma è come un'altra domanda classica, le anticipo io, le forze armate. Esatto. Per esempio abbiamo fatto il calcolo che anche con un 5% possiamo benissimo avere un esercito a pagamento, cioè affittare un esercito non avendone particolarmente bisogno. Quindi solo con quei 30.000 milioni di euro che ci resterebbero qui nel nostro territorio possiamo tranquillamente dire che la sanità sarebbe non prima in Italia ma la prima al mondo, possiamo dire le scuole, cioè abbiamo tutti gli ambiti di intervento che andrebbero a essere migliorati se non d'eccellenza. L'altra domanda era chi mi interessa a capo, rispondiamo dopo la pubblicità. Penso che i veneti non abbiano paura di andare avanti da soli, siamo un popolo di imprenditori, piuttosto hanno paura di dover prendere ma non serve prendere in mano i fucili, e questo è un po' il discorso. Non serve, prendete la penna copiativa, la matita copiativa e votate Indipendenza Veneta per dare un vero segnale di cambiamento. Stiamo parlando di cose pacifiche, assolutamente. Metodo pacifico e legale, assolutamente pacifico e legale. Pubblicità, dopo torniamo insieme perché il tempo vola, prego.